La spavalda passeggiata in costume da bagno in fondamenta dei Tolentini presuppone ad un tuffo quasi sincronizzato sul Rio. Il video, postato sul gruppo Facebook Immagini di Venezia Marghera Mestre, sta spopolando con parecchie condivisioni sui social network, dove è in buona compagnia peraltro. In questa foto apparsa sul gruppo 25 aprile, per esempio, il sirenetto in uscita dall'acqua appare un po' appesantito, ma può comunque contare su una nutrita platea di spettatrici. Su Venice Golden Awards il bagno in Rio di Cannaregio, piuttosto scomposto rispetto alla purezza di stile dimostrata dai nuotatori dei Tolentini. Conquistata la palma di capitale mondiale del turismo di massa con 80.000 posti letto, di cui almeno 20.000 irregolari, secondo le stime della polizia locale, Venezia ha conosciuto una pausa di 2 anni per il Covid che aveva fatto dimenticare il punto in cui si trova una città prossima all'estinzione dei residenti e con circa 24 milioni di passaggi di visitatori all'anno. Il fatto di non apparire più una città ma un villaggio vacanze probabilmente contribuisce nel convincere visitatori, spesso provenienti da paesi eticamente integerrimi, di essere legittimati a girare in canottiere infradito, allestire picnic, montare tende da campo, prendere il sole in costume per strada, rinfrescarsi con un tuffo in canale, senza contare i tour alcolici e di addio al celibato che le notti del fine settimana sono diventati parte integrante del folklore cittadino. Un fenomeno purtroppo difficile da controbattere, i controlli ci sono, le multe sono salatissime, ma i numeri di presenze sono talmente imponenti che risulta impossibile poter intervenire ovunque.